affermarsi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la 44enne di origini sinti Dolores Dori è stata uccisa nel Bresciano tentando di riprendersi la figlia che era scappata per sposarsi. Tragedia all'alba a Venezia davanti alla stazione, 33enne toscano è morto dopo essere caduto in Canal Grande, ancora sconosciute le cause dell'incidente. Arrestati dai carabinieri 2 truffatori specializzati in inganni agli anziani, fermati dopo aver sottratto 10.000 euro ad una 95enne. La coppia usava la falsa malattia della figlia per convincere le vittime. 140 abbonati al Teatro La Fenice di Venezia hanno preso posizione contro la nomina di Beatrice Venezzi. Se resta, dicono, non rinnoveremo l'abbonamento per la stagione. Salute e solidarietà a Venezia sono 1.800 le persone affette da sclerosi multipla. Fino a domenica 5 ottobre anche in provincia di Venezia tornano le mele AISM a sostegno della ricerca. Al Salone dell'Artigianato anche i più piccoli scoprono la bellezza dei gesti antichi, diventando parte attiva di un viaggio tra tradizione e innovazione. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Arriva dal comune di Camponogara l'appello a fermarsi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la 44enne di origini sinti Dolores Dori, residente nel comune veneziano, è stata uccisa in provincia di Brescia tentando di riprendersi la figlia che era scappata per sposarsi. La violenza scatena altra violenza e le minacce portano solo ad altro sangue. Io chiedo a chi è coinvolto in questa vicenda di rivolgersi alle autorità competenti e di cercare di risolvere e tutelare chi ancora è qui e rimane e ha bisogno di essere seguito, come la famiglia e i figli, e anche in nome di una vita che è andata persa e che non sia persa invano, visto che la violenza ha già versato sangue a sufficienza. Dal comune di Camponogara l'appello a fermarsi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la 44enne di origini sinti Dolores Dori, residente nel comune veneziano, è stata scaricata davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano nel Bresciano con 3 ferite d'arma da fuoco all'addome e poi deceduta. La donna, nata nel Vicentino, era andata insieme al figlio e al marito a riprendere la giovane figlia, scappata per l'ennesima volta per sposare il ragazzo di un'altra famiglia, ma nel tentativo di riportarla a casa è stata colpita. Il timore ora è quello di una faida tra le 2 famiglie coinvolte nella vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri di Brescia, anche alla luce del fatto che a 24 ore dall'omicidio il marito della vittima ha postato dei messaggi sui social tenendo una pistola in mano e dicendo «Riportatemi mia figlia o veniamo a prenderla». Accanto a lui un giovane che potrebbe essere il figlio. I carabinieri hanno recuperato un fotogramma di quella sera in cui si vede il SUV con un uomo al volante con targa finta. Marito e figlio poi sono spariti, salvo poi ricomparire appunto sui social. Quanto alla vittima, il suo curriculum criminale è noto alle questure del Veneto dall'età di 19 anni. Nella sua famiglia, in virtù della discendenza considerata nobiliare, ha sempre dettato le regole fino all'arrivo della figlia più giovane che si è opposta a un matrimonio combinato. E tragedia all'alba di oggi a Venezia, un uomo è morto dopo essere caduto in acqua in Canal Grande. È stato notato galleggiare in acqua abbandonato alla corrente nelle prime ore del mattino da un passante che ha subito dato l'allarme. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi all'alba in Canal Grande a Venezia, davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. A nulla, purtroppo, è valso l'intervento pur tempestivo dei sanitari del 118 che si sono precipitati sul porto insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. La vittima è stata identificata, un 33enne originario di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tuffato nel canale tra le 4:30 e le 5 del mattino, senza purtroppo mai più riemergere dall'acqua. Al momento gli inquirenti escludono però cause violente. Resta tuttavia da chiarire se si sia trattato di un malore o di un tragico incidente. La salma è stata messa a disposizione dei familiari dal pubblico ministero di turno. Possono essere celebrati così i funerali.
Incidente oggi pomeriggio in via della Libertà a Venezia all'altezza del sovrappasso pedonale. Un'auto ha imboccato la corsia contromano finendo contro un'altra vettura. Lo schianto non ha avuto conseguenze sulle persone, ma a risentirne è stato il traffico in uscita da Venezia, rimasto praticamente paralizzato per oltre un'ora. Arrestati dai carabinieri 2 truffatori specializzati in truffe agli anziani, fermati dopo aver sottratto 10.000 euro ad una 95enne. La coppia usava la scusa della falsa malattia della figlia per convincere le vittime a consegnare denaro e gioielli. 2 presunti truffatori specializzati nell'inganno agli anziani sono stati arrestati giovedì 2 ottobre dai carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone con il supporto della compagnia di Portogruaro. Si tratta di una giovane donna di 23 anni e di un uomo di 30 anni, entrambi residenti nel portogruarese e già noti alle forze dell'ordine per reati simili. I 2 sono stati fermati mentre rientravano a casa dopo aver truffato una donna di 95 anni a Treviso, sottraendole 10.000 euro. Il raggiro era sempre lo stesso, la finta malattia di una figlia. Al telefono la donna si fingeva la figlia della vittima, piangendo e chiedendo aiuto per acquistare un costoso farmaco svizzero. Convinta di aiutare la figlia, l'anziana aveva consegnato tutti i suoi risparmi a quella che credeva fosse un'amica inviata dalla figlia, ma che era in realtà la truffatrice stessa. I carabinieri, già sulle tracce della coppia, li hanno colti in fragrante e restituito l'intera somma. Nell'auto dei 2 sono stati trovati anche numerosi gioielli in oro, provento di altre truffe. Al momento del fermo, il trentenne alla guida ha tentato inoltre di ingoiare una catenina. Le indagini sono partite da un precedente episodio avvenuto il 26 agosto a San Vito al Tagliamento, dove una donna di 80 anni era stata raggirata con lo stesso metodo, consegnando 10.000 euro. La coppia è inoltre accusata di una tentata truffa, sempre il 2 ottobre a Pravis Domini, che però non ha avuto successo perché la vittima ha sospettato del raggiro. Anche molti abbonati al Teatro La Fenice hanno preso posizione contro la nomina di Beatrice Venezzi. Se resta, dicono, non rinnoveremo l'abbonamento per la stagione. Scriviamo in quanto abbonati alle stagioni del Teatro La Fenice, al quale da lunga data siamo profondamente legati. Con stupore e preoccupazione abbiamo preso la notizia della nomina di Beatrice Venezzi. Condividiamo quanto professoresse e professori d'orchestra hanno affermato e ci uniamo alla loro richiesta di revoca della nomina in ragione della nostra costante attenzione alla vita artistica e al ruolo culturale e civile del teatro. Inizia così la lettera diretta a sovrintendente, direzione e consiglio di indirizzo del teatro, sottoscritta da 140 abbonati, ma gli aderenti potrebbero presto crescere. Esprimiamo, si legge ancora, la nostra piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del teatro, dichiarando fin d'ora la nostra intenzione di non rinnovare l'abbonamento qualora l'incarico diventasse esecutivo. Se l'intenzione fosse confermata, dunque, per la Fenice sarebbe un danno economico da oltre 100.000 euro. La lettera arriva poche ore dopo l'ammissione di pressioni da Roma per la nomina di Venezzi a direttrice musicale del Teatro La Fenice. Salute e solidarietà. A Venezia sono 1.800 le persone affette da sclerosi multipla. Fino a domani, domenica, anche in provincia di Venezia tornano le mele AISM a sostegno della ricerca. Appena sono stato diagnosticato non sapevo praticamente niente di questa malattia. Dopo ho cominciato a informarmi un po', ho trovato il gruppo delle persone, ho trovato il gruppo dell'AISM un po' alla volta, mi sono integrato in questo gruppo. Lucio sa cosa vuol dire convivere con la sclerosi multipla. È stimato che nella provincia di Venezia ci dovrebbero essere 1.800 persone con sclerosi multipla. In contatto con la nostra sezione di Venezia ci sono circa 600 persone. Ma sa anche quanto la solidarietà possa fare la differenza. Grazie al sostegno dei volontari AISM ha trovato forza e supporto e le mele dell'associazione tornano anche a Venezia, come nelle altre piazze d'Italia, il 3, 4 e 5 ottobre per la campagna della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e le patologie correlate. Noi su Venezia abbiamo 5 mezzi attrezzati dove facciamo trasporti, addirittura ne facciamo circa 1.000 trasporti all'anno per terapie, varie visite, insomma un po' di tutto.
anche al fine di garantire i servizi destinati alle persone colpite. Supporto psicologico, attività fisica adattata, abbiamo un gruppo di lettura per come posso dire, incentivare le persone ad uscire di casa. Ogni mela AISM è un piccolo gesto che accende luce nella vita di chi affronta la malattia con dignità e coraggio, come Lucio oggi, e lui stesso volontario accanto a chi affronta la malattia giorno dopo giorno. E ho cominciato a portare avanti tutte le attività e quelle cose che si fanno per combattere la sclerosi multipla, per farla conoscere in giro e prenderla in maniera differente, vedere che si può andare avanti pur avendo la sclerosi multipla senza preoccuparsi tantissimo in queste cose qua, e c'è sempre chi ti aiuta a farlo. Autunno ricco di appuntamenti per la Galleria Contini in Calle Larga 22 marzo. La bellezza salverà il mondo in un momento storico particolarmente travagliato, e questo è il messaggio importante che arriva dalla Galleria Contini in Calle Larga 22 marzo a San Marco, bottega dell'arte e punto di riferimento per appassionati e collezionisti che arrivano da tutto il mondo per fare tappa qui. Il bilancio di Stefano Contini. L'estate ha dato dei grandi risultati sia a Venezia che a Cortina d'Ampezzo, grazie a una mostra straordinaria che è stata inventata dal genio di mio figlio, il quale ha fatto una mostra tutta basata su ciò che luccica, quindi dall'oro a tutto ciò che può sembrare oro. Dopo un'estate boom sarà un autunno e inverno di grandi appuntamenti. Mitorai, Valdés, Acciugarri, la Razza che abbiamo una mostra a Sutri. Parque Onsum, che è stata una mostra qui con Mario Botta che ha avuto un successo incredibile, quindi si spera di continuare anche in futuro ad avere queste straordinarie idee di mostre. Leonardo Contini ci rivela come è nata una mostra di grande successo che a novembre farà tappa qui a Venezia. La mostra Tutto ciò che luccica è stato un felice esperimento. È nata dal notare che nella produzione di tanti degli artisti che trattiamo l'oro appare trasversalmente nella produzione di questi artisti con pretesti, con finalità totalmente diverse. Spesso come materiale in sé per sé, altre volte solo in maniera allusiva e altre volte ancora in maniera casuale. All'Arsenale di Venezia prende vita un'edizione speciale del Salone dell'Artigianato. Il Salone dell'Artigianato si estende quest'anno su più aree dell'Arsenale, incluse le storiche Tese delle Nappe e San Cristoforo, e per la prima volta anche la Tesa 100, un nuovo spazio dedicato all'incontro tra tradizione e immaginazione. Una fiera in netta espansione, terza edizione, 160 espositori, 80 nuovi rispetto all'edizione precedente, 90 dimostrazioni dal vivo e 16 regioni italiane rappresentate. L'evento offre una panoramica straordinaria della manualità italiana, dalla gioielleria alla tessitura, dal restauro artistico all'alta sartoria. Cerchiamo di creare, di riportare come erano gli abiti all'epoca, sia con lavoro fatto a mano e sia praticamente con l'aiuto anche delle macchine ricamatrici. Siamo al Salone per due motivi: prima appunto far conoscere queste tradizioni, questi saperi che sennò vanno perse, e per far innamorare i giovani del nostro lavoro. Un'opportunità per scoprire il valore di ogni gesto artigianale e il suo legame con la storia. Voi fate scarpe su misura? Noi siamo nati come calzaturificio su misura e da 45 anni continuiamo a produrre su misura. Noi realizziamo borse e accessori in pelle completamente cuciti a mano. Siete apprezzati in tutto il mondo? Tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Alla fiera presenti anche molti bambini delle scuole veneziane, come loro, felici di incidere nel vetro. Vengono qui a divertirsi, capendo come funziona l'artigianato e lavorando insieme con i maestri artigiani e spiegando a loro come funziona e come si costruisce un pezzo artigianale. Il mio lavoro consiste nel creare dei disegni, scavando, mangiando il vetro con delle ruote, e creo dei disegni sulla superficie del vetro. Lavori richiestissimi. Per fortuna sì. Dunque uno sbocco per il futuro per molti di questi giovani potrebbe essere proprio l'artigianato. Beh, noi ce lo auguriamo, anche perché Venezia sono ragazzini delle scuole veneziane. Venezia è sempre stata
un punto di riferimento per l'artigianato mondiale. L'incontro tra il passato e il futuro, tra la manualità tradizionale e le nuove tecnologie, rende questo salone un appuntamento imperdibile per chi ama la bellezza, la creatività e la qualità. Lo sport ora in attesa della Venice Marathon. Domenica 26 ottobre è tempo ora delle Family Run in tutta la provincia. Manca ormai poco, siamo allo sprint finale in vista della 39esima edizione della Venice Marathon che si correrà in laguna da Stravenezia il prossimo 26 ottobre domenica. Il percorso di avvicinamento è scandito come sempre dalle Family Run non competitive che hanno coinvolto Chioggia, ora tocca a Portogruaro e poi altre località della nostra provincia. Grande successo invece per la quarta edizione del Venice Lido Beach Trail sulla spiaggia del Lido di Venezia, con 2 percorsi da 11,5 km ai nastri di partenza, quasi 2000 atleti, tra i quali anche l'assessore Zuin. Ragazzini che hanno portato questo bel messaggio promozionale del Rotary contro la poliomielite, ma comunque Family Run è la promozione, è il prologo e per questi futuri atleti noi ci auguriamo. Per quanto riguarda le gare principali, i numeri come sempre sono stati contingentati da noi, secondo la politica di Venice Marathon, di crescere gradualmente e di bloccare a un certo punto il numero per consentire i servizi adeguati. Il Lido, Venice Lido Beach Trail. È un nuovo appuntamento anche quest'anno per questa corsa sulla spiaggia, importantissima per il Lido, importantissima per tutta la città e andiamo avanti su questa linea cercando anche al Lido di portare corsi importanti. Fondamentale la partnership con Venezia Spiagge. Competizione stupenda, si corre su sabbia, pineta e poi diga in uno scenario meraviglioso. Il Lido allunga sempre di più la stagione, oggi ci sono circa 2000 atleti, abbiamo riempito anche tutti gli hotel e quindi per noi è una manifestazione importante perché porta il Lido in tutto il mondo. La gara di 11 km è stata vinta nel maschile da Mahmoud Berri di Oderzo e tra le donne da Diletta Moressa, atleta di Mestre, al suo terzo successo in 4 edizioni di questa gara. Come sempre è stata una gara bellissima, una grandissima soddisfazione partecipare e sempre bello essere qua. Calcio, prova di forza del Venezia che ha battuto al Penzo la capolista Frosinone per 3-0. Già nell'intervallo i ragazzi di Mister Stroppa conducevano 2-0 con le reti di Compagnon e Yepoa. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni per le prossime ore. Arrivederci.